Vogliamo leggere un passo della parola nel libro degli Atti degli Apostoli? Leggeremo il capitolo 12. Alleluia. Atti degli Apostoli, libro degli Atti, in qualche versione è scritto Fatti, libro dei Fatti degli Apostoli, Atti, capitolo 12. Appena vi è possibile, appena lo trovate, vi invito ad alzarvi in piedi. A Dio sia la gloria. Amen. Amen. Inizio la lettura. In quel periodo il re Erode iniziò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Fattolo arrestare, lo mise in prigione, affidandolo in custodia a 4 mute di soldati di 4 l'una, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Ora, la notte prima di quando Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, toccato il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati presto!» E le catene gli caddero dalle mani. Poi l'angelo disse: «Vestiti e legati i sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Usciti, si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si aspettavano i giudei». E, considerando la cosa, si recò a casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Appena Pietro bussò alla porta del vestibolo, una serva chiamata Rode si avvicinò per ascoltare e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza». Ma ella insisteva che era così, ed essi dicevano: «È il suo angelo». Ma Pietro continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in quale modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli», ed essendo uscito se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Poi, sceso dalla Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui e, guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono,
tenne loro un pubblico discorso e il popolo si mise a gridare: voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo con loro Giovanni, soprannominato Marco. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. Alleluia. Il libro degli Atti che troviamo nel Nuovo Testamento, subito dopo i Vangeli, racconta la storia della Chiesa. Perché la Chiesa del Signore ha una storia. Amen. Noi abbiamo una storia e dobbiamo essere fieri della nostra storia. Amen. Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere fieri della nostra storia, perché ancora la storia della Chiesa continua e ancora delle pagine devono essere scritte fino a che il Signore ritornerà. Amen. E noi stiamo aspettando il suo ritorno. Gloria a Dio. Questo libro scritto da Luca, l'Evangelista Luca, racconta appunto le prime fasi della Chiesa. Gesù salì al cielo, gli apostoli hanno visto salire al cielo, hanno glorificato Dio e poi si va avanti, si continua. L'opera che Cristo ha iniziato è stata affidata a quegli 11 che erano rimasti e che erano stati con loro. Poi scelsero un altro apostolo che doveva sostituire Giuda, il traditore, divennero ancora 12 e non si fermarono. Il Signore aveva detto loro di rimanere a Gerusalemme, così fecero, in attesa della promessa. Sapete qual è questa promessa? Il battesimo nello Spirito Santo. Rimanete a Gerusalemme e stavano riuniti insieme in un luogo. La scrittura ci dice che era un alto solaio. Erano riuniti in preghiera e sappiamo ciò che è avvenuto. Amen. E la potenza di Dio scende, li battezza nello Spirito Santo, vengono abilitati a proclamare l'Evangelo con quella potenza di cui ancora noi oggi abbiamo di bisogno. Amen. Quella potenza che non è umana, ma che viene dallo Spirito Santo. Alleluia. La Chiesa del Signore è stata sempre perseguitata, è stata sempre combattuta. I figli di Dio sono stati sempre combattuti. Ma nessuno ha mai vinto la Chiesa. Amen. Abbiamo letto che nonostante tutto la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. Nonostante le persecuzioni, nonostante tutto, alleluia, l'opera di Dio non si può fermare. Forse qualcuno è capace di rallentarla un po', ma di fermarla no. Nessuno potrà mai fermare l'opera di Dio. E non vogliamo scoraggiarci, che a volte guardando attorno ci scoraggiamo. Noi siamo l'opera di Dio. Tu sei parte dell'opera di Dio. Insieme siamo l'opera di Dio. Una parte dell'opera di Dio. Insieme a tutti gli altri credenti nel mondo intero, di ogni lingua, di ogni colore della pelle, di ogni ceto sociale, tutti i credenti, noi siamo l'opera di Dio. Amen. Alleluia. In quel periodo, abbiamo letto, il re Erode iniziò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo,
fratello di Giovanni. Non è Giacomo, fratello del Signore Gesù, è un altro Giacomo, era uno dei primi apostoli che Gesù ha chiamato. Lo ha fatto morire di spada. Mentre poi abbiamo compreso nella lettura che libera Pietro. Perché alcuni vengono salvati, diciamo, da determinate situazioni? Perché il Signore guarisce alcuni e altri no. Ve lo siete chiesto? Io ho la risposta. La mia risposta sai qual è? Non lo so. La mia risposta è non lo so e non lo saprò mai. Ma è una domanda che farò un giorno al Signore. Però so una cosa e sappiamo una cosa, che Lui è il Signore. Si è stabilito che Giovanni doveva morire e il primo apostolo mi sembra che muore. Il primo martire della fede è Stefano, ma non era apostolo, era un diacono. Ma tra gli apostoli è Giovanni, è questo Giacomo, fratello di Giovanni, che muore di spada. Dio ha i suoi piani. Ma non per questo la Chiesa si smarrisce. Vedete cosa fa la Chiesa? Come combatte la persecuzione? In preghiera. Come si risponde al male? Come si combatte il male? Con la preghiera. Amen. Non con le nostre reazioni. Si poteva affrontare la situazione in modo diverso. Hanno ucciso Giacomo. Reagiamo. No. I figli di Dio sanno come reagire. In preghiera. E fece questo Erode, fece morire di spada Giovanni, vedendo che questo era gradito ai giudei. Vedete che cattiveria, che malvagità, perché questo c'è nel mondo. Malvagità, cattiveria. E ancora di più, fece arrestare Pietro. Era vicina al giorno di Pasqua, la festa della Pasqua, e voleva dare questo regalo ai giudei. Lo fece arrestare, lo affidò a 4 picchetti di soldati, composto da 4 soldati, quindi 16 soldati, che dovevano sorvegliare un uomo solo disarmato. Perché quando il diavolo ti combatte con tutte le sue forze. Ma fratelli, sorelle nel Signore, noi abbiamo qualcuno che è molto più forte del nemico. Amen. E spesso non facciamo leva su questa verità e ci scoraggiamo. E il nostro scoraggiamento è terreno fertile per il nemico che può avanzare. Amen. Amen. Ora, avevano arrestato Pietro, avevano fatto uccidere Giacomo, ma la Chiesa cosa fa? Prega. Fervide preghiere erano innalzate a Dio per Pietro. Amen? Ecco l'importanza dello stare insieme, della preghiera comunitaria. È importante la preghiera che fai a casa da solo, ma è importante riunirsi insieme per pregare. È un insegnamento biblico, è quello che facevano quelli prima di noi. Amen. È vero. Mi hanno sempre detto, quando la Chiesa prega, l'inferno trema. È vero. Quando la Chiesa prega, il diavolo non può nulla. Amen. Quando ognuno di noi è attaccato, e siamo tutti attaccati dal nemico, ma non rispondiamo nell'unità, chiedendo aiuto alla Chiesa,
che con affetto sta insieme e si lega come una sola persona, nello spirito. Se non prega la Chiesa, il nemico fa quello che vuole. Amen. Ed ecco che ci sentiamo sempre sconfitti, sempre attaccati da ogni lato. C'è un motivo. Perché o ti senti capace e quindi ti isoli. Posso fare io da solo, io prego, Signore, sì, ma Dio ha stabilito la sua Chiesa. Tutte le tue convinzioni sono tue convinzioni, ma l'insegnamento della parola di Dio è tutt'altra cosa. Amen. La parola di Dio ci dice che erano riuniti in preghiera e fervide preghiere erano innalzate a Dio per Pietro. E ci fu una risposta. Amen. Amen? Amen. E così ci sarà la risposta. Se noi preghiamo il Signore. Perché ricordiamoci, è scritto, molto può la preghiera del giusto fatta con rendimento di grazie. La preghiera può ogni cosa. O del giusto non è che si riferisce all'uomo perfetto. Dio ci guarda giusti, ma attraverso Gesù. Ci ha giustificati Gesù. Il nostro essere giusti è nella giustificazione, no? Che Gesù ci ha dato a me per mezzo del suo sangue. Ci rappresenta ancora una volta. È Lui, l'unico e solo mediatore fra Dio e l'uomo. Amen? Non c'è il pontefice umano. Chi fa da ponte fra il cielo e la terra è Gesù. Amen. Perché Dio si è fatto uomo. Amen? Dio ha mandato il suo figliuolo Gesù. Alleluia. E quindi vedete, la preghiera, stare insieme, fa. Ed è successo qualcosa. Intanto vediamo che Pietro si sente così tranquillo da dormire. Approfitta di queste guardie e si appoggia e dorme. Ma come fa a dormire? Io credo che quando c'è la presenza del Signore, anche se ci si trova in catene, ci si sente sempre tranquilli. O no? Sei d'accordo? Amen. E Pietro sapeva in cuor suo che il Signore avrebbe fatto qualcosa, anche se poi ha visto l'angelo. Ti ha mandato un angelo. Lo ha svegliato. Oh Pietro, oh! Non sapeva se era vero o non era vero, ma ha seguito in tutto per tutto quell'angelo. Lo ha liberato dalle catene. Mettiti il mantello, segui, mettiti le scarpe, dai. Andiamo avanti. E mentre andavano avanti, le porte si aprivano. Gloria a Dio. Andava avanti e le porte si aprono. Se noi andiamo avanti, le porte si apriranno. Amen. Alleluia. E quelle porte erano di ferro, ma si aprirono. Gloria a Dio. Pietro non sapeva, ma è vero, non è vero, boh. E intanto lo seguiva, finché si aprì una porta che diede poi alla strada, l'angelo scomparve, si allontanò. Il Signore ha mandato il suo angelo a liberarmi. E gloria a Dio. Dove va? Va dove sapeva che si pregava, per lui anche. Va a casa di Maria e c'è la Chiesa riunita in preghiera. Bussa alla porta, una certa Rode va a vedere, non può essere. Fratelli, sorelle, che c'è? C'è Pietro! Oh, è Pietro in prigione! Eppure stavano pregando per Pietro. Alleluia, com'è buono il Signore che non tiene conto di quello che noi siamo, ma basta veramente un briciolo di fede. Alleluia, che i monti possono spostarsi, vero? Alleluia, basta un po' di fede
E quelli che pregavano lì avevano un po' di fede. Io credo non avessero una grande fede, ma un po' di fede l'avessero. Perché quando gli fu detto c'è Pietro, non è che risposero, oh gloria a Dio, Dio ha liberato, ha risposto alle nostre preghiere, no, neanche ci credevano. È in prigione, è il suo angelo. Oh, guardate che è lui. E Pietro, oh, fatemi entrare. Appena l'hanno visto, chi parlava a testa si dice, zitti, zitti, vi racconto io quello che è successo. Gloria a Dio. Amen. Vedete cosa fa la preghiera quando ci si riunisce a pregare? Vogliamo amare la preghiera? Gloria a Dio. Dio ci dia grazia di, come si è attaccati al culto domenicale, perché domenica è il giorno del Signore. Dio ci dia grazia di essere attaccati comunque ad ogni appuntamento della Chiesa. Amen. Gloria a Dio. Anzi, certi pastori mi dicevano, una riunione di preghiera è quella più importante, ma quella meno frequentata. Culto di domenica è bello, grazie a Dio, sì, ma quando ci sta in preghiera si realizza qualcosa di diverso. Quando stai lì a pregare, a cercare il Signore e insieme ci si unisce, le catene si spezzano, i prigionieri vengono liberati e se ti trovi in un carcere ti si apre la porta per uscire. Amen. Gloria a Dio. Poi Dio è giusto. Vedete come opera il Signore? Perché il Signore onora sempre coloro che lo onorano. Come abbiamo cantato, io gli do gloria e Lui mi benedice. Vedete la sorte di Erode? Parlò in pubblico, forse si innalzò anche troppo, e tutti per compiacerlo, voce di un Dio, non di un uomo. E lì interviene subito il Signore. Lo fa morire, perché la gloria va solo a Dio. Amen. Vedete la giustizia di Dio? Non si combatte con le armi come fanno molti. Molte guerre sono proprio per la religione, no? A parte per fattori economici, ma molte guerre sono per religione. Non si combatte con le armi. Chi fa giustizia è il Signore. Le nostre armi sono la preghiera, la fede nel Signore, la parola di Dio. Amen? Amen. Amen. Queste sono le nostre armi. E queste armi sono più forti di una bomba atomica, se noi ci crediamo. Amen? Vedete la fine di Erode? Mentre succedeva tutto questo, abbiamo letto, la parola di Dio progrediva, si espandeva. Sì, nonostante le persecuzioni, la parola di Dio si espandeva. L'opera di Dio va avanti. Gloria a Dio. Alleluia, perché siamo giunti fin qui e per fede vogliamo dire al Signore, farà ancora crescere l'opera sua, perché non è opera di un uomo. Amen? Ci crediamo? Amen. È l'opera di Dio. Alleluia, è l'opera del Signore. E Dio benedice l'opera sua. Alleluia. Vogliamo adesso, dopo aver ascoltato e letto questo passo, chinare il nostro capo. Alleluia.